A Tezze di Vazzoli, i funerali di Alberto Rizzotto, l'autista quarantenne del bus precipitato dal cavalcavia di Marghera, un trauma moltiplicato per 21 volte che pesa e toglie il respiro, le parole del parroco durante l'omelia. I rappresentanti della società cinese Yutong, produttrice dei bus elettrici sospesi dopo i 2 incidenti avvenuti a Mestre, avrebbero chiesto al comune di Venezia di ripristinare l'utilizzo dei mezzi. Lo schiaffo olimpico del governo a Cortina e al Veneto il giorno dopo la decisione di stoppare la costruzione della pista da bob e bagarre ad ogni livello politico e istituzionale, ma i bellunesi non ne fanno un dramma. Pronunciata in mattinata la sentenza di primo grado a carico del sacerdote di Vittorio Veneto accusato di molestie sessuali su 4 pazienti psichiatrici dell'ospedale in cui era cappellano, 3 anni la pena ricorrerà in appello. È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova un bambino di 9 anni che vive con la famiglia nel Piovese. Il piccolo sarebbe stato picchiato per alcuni mesi dal patrigno. Stasera in tutta Italia la notte delle edicole, con i giornalai pronti a chiedere più dignità. Senza di noi muore l'informazione, dice ai nostri microfoni il rappresentante regionale del sindacato. Il freddo improvviso, temperature addirittura rigide in pianura al mattino e sull'altopiano il termometro ha segnato 7 gradi sotto zero in Marcesina, colonnina di mercurio giù anche a Gaglio e Asiago. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Queste le notizie principali della giornata. Parleremo dello schiaffo, così è stato definito, dello schiaffo olimpico del governo a Cortina e al Veneto per lo stop alla realizzazione della pista da bob, ed è proprio su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è quello che vedrete ora. Ecco, niente pista da bob a Cortina, giusto? Se la vostra risposta è sì, numero 0422 1626 691, 0422 1626 690. Se la risposta è no, la chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Apriamo con l'addio ad Alberto Rizzotto, l'autista quarantenne al volante del bus precipitato lo scorso 3 ottobre dal cavalcavia di Marghera. Oltre 600 persone questo pomeriggio per i funerali. Un trauma moltiplicato 21 volte, ha detto il parroco durante l'omelia. Vicino alla chiesa di Tezze un cartello scritto dai bimbi della scuola d'infanzia: ciao Alberto. Un paese intero ha voluto salutare l'autista quarantenne precipitato con l'autobus dal cavalcavia di Mestre. 21 vittime, 18 feriti, una tragedia immensa. Tante lacrime, tante domande, un dolore che non si placa. La cerimonia officiata dal vescovo di Vittorio Veneto Monsignor Corrado Pizziolo e dal parroco Don Alberto Basso, che nell'omelia dice: una casualità imprevedibile, forse una concomitanza di fattori, ha interrotto quella straordinaria avventura che è l'esistenza, fatta di affetti, di sentimenti, di progetti, di abilità, di sogni. Un trauma moltiplicato 21 volte, che pesa e quasi toglie il respiro. Poi il pensiero d'Alberto, amato, stimato, sempre sorridente, appassionato del suo lavoro. Alberto era una persona responsabile, prudente, appassionata del suo lavoro, premurosa verso il prossimo, e il mezzo, l'autobus che guidava, era nuovo, eppure non è bastato. Un abbraccio immenso, i cittadini si sono stretti alla mamma Mariella, al papà Luigi e al fratello Giulio, così come gli amici ed i colleghi del quarantenne che sono arrivati davanti alla chiesa a bordo di un bus, davanti la foto dello sfortunato autista. Tra i presenti anche il sindaco Giovanni Zanone, l'amministratore delegato della linea, la società proprietaria del mezzo Massimo Fiorese e l'assessore alla mobilità di Venezia Boraso. Le spiegazioni tecniche, mediche e scientifiche, ha detto nell'omelia Don Basso, non possono spiegare l'avventura dell'esistenza. Noi contiamo sulle nostre capacità di controllo, ma la vita ci può venire tolta in un secondo. La bara esce dalla chiesa avvolta nella bandiera dell'aeronautica, corpo nel quale aveva prestato servizio il papà di Alberto. La famiglia attende nel frattempo gli esiti di un approfondimento delle indagini che diano risposte ad una tragedia che per il momento è inspiegabile.
Alcuni rappresentanti della ditta cinese Yutong avrebbero chiesto al comune di Venezia di ripristinare l'utilizzo dei bus elettrici sospeso dopo i 2 incidenti avvenuti a Mestre. Lo ha riferito l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso ai microfoni della televisione pubblica. È un colosso, ha detto Boraso, che ha mandato i suoi rappresentanti. Sono già qui e ci dicono dagli uffici che sono un po' arrabbiati, però sinceramente dopo 21 vittime, 15 feriti gravi, 12 feriti di sabato, noi abbiamo il dovere come pubblica amministrazione di applicare quello che è definito il principio di precauzione. Hanno chiesto il ripristino immediato del servizio e noi abbiamo risposto che in questo momento, finché non abbiamo certezza su dati tecnici veri e incontrovertibili, il servizio rimane sospeso. Le parole dell'assessore Boraso. E tragedia sfiorata ieri sera in pieno centro ad Asolo, dove un pulmino è finito nel plateatico di un bar, distruggendolo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'autista lo conosciamo bene, è un nostro cliente, amico, Michele, insomma ci dispiace per quello che è successo, però cose che capitano. Adesso ci rimbocchiamo le maniche. Gianni Reginato, cotitolare del Caffè Commercio nel cuore storico di Asolo, guarda avanti con la speranza di poter presto ripristinare il plateatico del suo locale, in parte andato distrutto dal pulmino piombato ieri sera su tavolini e sedie. Sono circa le 20:20 quando Michele De Zene, titolare dell'omonima ditta di autoservizi, parcheggia il suo mezzo accanto alla pedana del Deor. Sta aspettando un gruppo di studenti americani che deve riaccompagnare a Paderno del Grappa. È lui stesso, raggiunto telefonicamente, a raccontarci quegli istanti. È una manovra che faccio ogni giorno, più volte al giorno. Stavo per scendere dal mezzo per vedere se arrivavano i ragazzi quando probabilmente, senza volerlo, ho toccato con la mano o con il ginocchio la piccola manopola, mettendo in driver il pulmino che ha il cambio automatico. A quel punto il veicolo si è messo in marcia e non sono più riuscito a fermarlo. De Zen è ancora scosso e ancora di più duramente provato da un altro tragico incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso giugno lungo la Treviso Mare in uno scontro frontale con un'auto. Quella sera persero la vita i 2 giovani ragazze a bordo della vettura e un'amica di De Zen che viaggiava al suo fianco. Fortunatamente ieri sera nessuno è rimasto ferito. Il Caffè Commercio infatti lunedì chiude prima del solito e in quel momento non c'erano persone sedute ai tavolini. È andata bene, un'oretta prima c'erano 3, 4, 5 tavolini seduti fuori, era una catastrofe. È andata veramente bene anche perché in quel momento non transitavano né auto né pedoni, nemmeno sotto il porticato dove siamo noi. Tra i primi ad accorrere i titolari della pizzeria Cornaro accanto al caffè dove stavano cenando gli studenti americani. Abbiamo sentito un forte rumore intorno alle 20:15, 20:20 e siamo usciti con mia figlia e abbiamo constatato che il pullman era sulla pedana, quindi aveva già provocato danni ingenti. Ha occupato parte della corsia stradale e tavoli e sedie sono finiti anche in parte nella loggia del capitano alla mia destra. Sul posto arrivano anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Sotto shock l'autista del pulmino raggiunto dopo pochi minuti dai familiari. È Saverio Gemmato ad avvertire dell'accaduto Gianni Reginato, che una volta al locale si rende conto della situazione, ma passato lo sconforto iniziale insieme al fratello si mette al lavoro per gran parte della notte per ripristinare metà del plateatico, mentre per quella andata distrutta ci vorranno mesi di lavori. Bisogna rifare tutta la pedana, tutto lo scheletro in acciaio è stato tutto storto, sicché pedana e tenda, tanti lavori. Qualche danno anche al Deor della pizzeria Cornaro. Abbiamo subito dei danni dovuti allo spostamento della struttura del bar commercio che è vicino alla nostra pizzeria. Le fioriere, parte della struttura della pedana. Oltre ai danni riportati dal plateatico, i Reginato devono fare i conti anche con i mancati introiti derivanti dal Deor non completamente utilizzabile. Asolo ormai attira anche d'inverno, non è più stagionale e è un danno, però insomma sono incidenti che succedono. E parliamo ora di quello che avevo anticipato, lo schiaffo olimpico del governo a Cortina e al Veneto il giorno dopo la decisione di stoppare la costruzione della pista da bob. Una decisione che fa molto male, debba gara ad ogni livello politico e istituzionale. Sostegno corale alla richiesta di Zaia di ridisegnare la distribuzione delle discipline olimpiche.
Ridisegnare la distribuzione delle discipline olimpiche è l'imperativo anche il giorno dopo l'annuncio della clamorosa retromarcia del governo sulla costruzione della nuova Eugenio Monti a Cortina. Il presidente della regione ha fatto partire stamattina una lettera indirizzata al presidente e all'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Malagò e Vernier. Chiedo ufficialmente, perché l'ho già scritto, annuncio che l'ho già scritto, a Fondazione Milano Cortina di riequilibrare la dislocazione ovviamente delle gare e di quello che sono le venue sportive e olimpiche, visto e considerato che il Veneto perde bob, skeleton e slittino. La parola d'ordine è riequilibrare la presenza delle Olimpiadi in Veneto. Lo chiede anche la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loren Berton. Cortina e le Dolomiti devono rimanere il cuore dell'evento e non possiamo cedere alla delusione. Da qualsiasi parte la si guardi, la decisione del governo ufficializzata dal presidente del CONI Malagò qualche difficoltà l'ha già creata. Che fine faranno i progetti per le infrastrutture? Saranno realizzati il museo e la riqualificazione dell'area Bob a Ronco? Il presidente di Fondazione Cortina, Stefano Longo, parla di sconfitta per il paese ospitante, ma al tempo stesso invita a tenere la barra dritta per non disperdere energie e capitale umano. Dal governo al momento nessun chiarimento. Il PD, con il senatore veneto Andrea Martella, ha depositato un'interrogazione urgente per conoscere stato delle opere previste e dei ritardi, oltre alla richiesta di audizione in commissione dei ministri Salvini e Abodi. Sul punto oggi dice la sua anche il presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte. Non è colpa del Veneto se non ci sono più le risorse per poter realizzare questa pista, però è altrettanto vero che il Veneto viene penalizzato con questa scelta e quindi mi affianco all'appello del presidente Zaia di ricalibrare le competizioni in modo tale da poter dare le stesse opportunità ai territori. È un dibattito che è acceso anche tra i cittadini, l'opinione comune nei social, così come per strada, è che la decisione abbia causato un danno d'immagine al paese, ma nel bellunese si discute molto sul vantaggio di risparmiare milioni previsti per realizzare la pista da bob. Stiamo facendo una gran brutta figura, quello sì, Cortina ci rimette assolutamente. Si poteva fare di più, però non si capisce come mai questa titubanza, anche i soldi ci sono, perché non le facciamo. Per fare le Olimpiadi e costruire una pista da 120 milioni non aveva alcun senso. Però che lo vadano a fare, adesso sembrava che andassero addirittura in Cina, una roba del genere, insomma mi lascia un po' perplesso. Sono spese che ritengo inutili, visto poi l'utilizzo che non si farà finite le Olimpiadi. Opinione personale, spendere quella cifra che si era ipotizzata per fare una pista del bob, quando mi pare che ci sia da rivolgere la nostra attenzione ai servizi della sanità, al giorno d'oggi sarebbe meglio assicurare servizi di questo genere e non se ne abbiano a male gli sportivi, ma insomma possono anche prendere il loro bobbino e andare a St. Moritz o a Innsbruck. Era un'opera totalmente fuori scala, che non si proprio impensabile nel territorio della Concampezzana, sarebbe stato l'ennesimo scempio. Adesso però resta da bonificare l'area della pista, resta da fare tantissime altre cose. Si faranno? I soldi ci sono però. Olimpiadi senza bob, che notizia è stata per lei ieri? Allora, da un lato mi dispiace che una disciplina non venga eseguita, anche così importante per quanto riguarda la città di Cortina, ma in realtà per tutta la città di Belluno e per il Veneto. Mi auguro che vengano spostate altre gare. Io conosco bene Cortina, conosco anche la vecchia pista di bob, ma non credo che sia quello che richiamerà gente e nome di Cortina. Ci vuole altro? Ci vuole altro, sì. È ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova un bambino di 9 anni che vive con la famiglia nel Piovese. Il piccolo sarebbe stato picchiato per alcuni mesi dal patrigno di origini moldave e ora è indagato dalla procura di Padova per maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie.
Protetto e curato dai sanitari e seguito da una neuropsichiatra infantile, è ricoverato da una settimana un bambino di 9 anni originario del Piovese. Nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova era arrivato con evidenti segni di percosse e frustate su più parti del corpo e malnutrito. Un dramma scoppiato una settimana fa, quando le maestre vedono arrivare il piccolo a scuola con botte sul viso e sulle braccia, un ematoma all'addome incapace, tanto è il dolore di sedersi. Non è la prima volta che accade. Le insegnanti decidono di agire. Immediata la segnalazione al 118, scatta subito anche quella alla Procura di Padova, come sempre avviene per fatti di tale gravità. Alle maestre il bambino ha raccontato di essere stato picchiato dal compagno della mamma per non aver obbedito ai suoi ordini, un racconto che combacerebbe con le lesioni riscontrate sul suo corpo martoriato, documentate dai sanitari e ritenute incompatibili con cadute accidentali e frutto di percosse con cinghie e corpi contundenti. Il sospetto è che possa essere stato picchiato con cavi elettrici e poi con calci e pugni. Il PM Sergio Dini apre un fascicolo. A testimoniare viene chiamata la mamma, che agli investigatori avrebbe ribadito che il bambino si è fatto male da solo. Nel frattempo viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie il patrigno, un moldavo di 39 anni raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora nel comune di residenza del bambino e di allontanamento dalla casa familiare, con il divieto assoluto di avvicinare la vittima e i luoghi frequentati senza autorizzazione del giudice. In ospedale nel frattempo il bambino è stato preso in carico dal reparto, che sta seguendo la vicenda in stretto contatto con i servizi sociali e la costante presenza di personale esperto. Qui per ora non è ammessa neppure la mamma, se non in modo protetto. Pronunciata in mattinata la sentenza di primo grado a carico del sacerdote di Vittorio Veneto accusato di molestie sessuali nei confronti dei pazienti dell'ospedale in cui era cappellano. 3 anni la pena, ricorrerà in appello. È stato riconosciuto colpevole e condannato a una pena di 3 anni dai giudici del Tribunale di Treviso Don Federico De Bianchi, 48 anni, sacerdote della diocesi di Vittorio Veneto, a processo con l'accusa di aver molestato sessualmente 4 pazienti ricoverati tra il 2009 e il 2010 nel reparto di psichiatria dell'ospedale dove prestava servizio come cappellano. Don De Bianchi è stato assolto per uno dei 4 casi in esame e prosciolto per altri 2. Per il quarto, il giudice ha invece accolto la tesi della pubblica accusa, condannando il sacerdote a 3 anni a fronte di una richiesta complessiva della procura di 8 anni. È stata la stessa diocesi di Vittorio Veneto, con una propria nota, a diffondere l'esito dell'udienza, sottolineando che De Bianchi continua a confidare nella giustizia ed esprime la disponibilità a proseguire l'iter giudiziario con la serenità che viene dalla mia coscienza, così ha detto. L'intenzione è dunque quella di ricorrere in appello, azione questa che il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, appoggia. Si è detto dispiaciuto il vescovo per l'esito del giudizio di primo grado e ha ribadito di essere convinto che il sacerdote sia estraneo alle azioni per le quali è imputato. 4 rinvii a giudizio per la morte la scorsa estate a Revine della bambina ucraina di 7 anni annegata durante il Grest. Sono state rinviate a giudizio dal GIP Cristian Vettoruzzo le 4 operatrici indagate con l'accusa di omicidio colposo per la morte il 28 luglio del 2022 della piccola Maria, la bambina ucraina di 7 anni annegata nel lago di Revine durante il Grest. Sfuggita alla guerra scoppiata da pochi mesi nel suo paese d'origine, la piccola stava trascorrendo dei momenti di gioco a pochi metri dalla riva sotto la custodia di suore e volontari dell'Istituto San Giuseppe di Vittorio Veneto. Improvvisamente era sparita, venendo ritrovata ormai senza vita sotto uno dei pontili. A processo andranno un'animatrice 23enne, la 56enne responsabile dell'uscita al lago, la 37enne coordinatrice del Grest e la suora responsabile delle attività estive. Prosciolta invece l'animatrice che si stava in quel momento occupando di un altro gruppo di bambini, prima udienza del processo il 24 ottobre del 2024. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta stasera in tutta Italia, la notte delle edicole, con i giornalai pronti a chiedere più dignità. Senza di noi muore l'informazione, spiega ai nostri microfoni Maurizio Pregnolato, storico edicolante di Treviso e rappresentante regionale del sindacato. La sua attività ha ben 75 anni.
Io ci sono nato qui dentro, mi piace e tento di continuare più che posso perché ormai ho 70 anni e spero che con qualcosa ci sia qualcuno che porti avanti questa ideologia, non questa edicola, questa ideologia di libertà, di pluralità, di serietà, di impegno, di luce che facciamo anche nel mondo. L'edicola di Maurizio Pregnolato ha 75 anni di storia, un percorso familiare e imprenditoriale premiato di recente anche dall'amministrazione comunale di Treviso. Eppure per le edicole non sono anni facili, è cambiato il mondo della carta e dell'informazione, sono cambiate le abitudini. Tutti devono capire, cominciare dagli editori, che se chiudiamo noi, se noi moriamo, finisce tutto, perché non c'è più niente, non c'è la possibilità di alternative, non ci sono alternative, siamo noi le ultime alternative. Da qui la notte delle edicole, manifestazione nazionale che vedrà alcuni chioschi e negozi rimanere aperti in serata a luci accese, anche per ricordare che è dal 2009 che non vengono rinnovati i contratti con gli editori, basta un numero per capire che la situazione è al limite. Diciamo che noi, volendo fare al netto guadagniamo un 10%, poco meno forse, si fa anche presto a fare i conti, perché se un giorno quotidiano costa 1,20 €, guadagniamo 12 centesimi, quindi bisogna farne dei numeri. La riflessione di Pregnolato si fa poi generale sul ruolo dell'informazione cartacea. Non è morto, non può morire. Se è vero, è pur vero che le vendite dei quotidiani sono crollate quasi del 50% negli ultimi 20 anni, e questo l'ho sempre detto, l'ho sempre scritto, non è perché la gente legge su internet, purtroppo la gente non legge. Insomma, il passaggio è epocale, dietro un'edicola c'è un mondo di diritti e di libertà che va salvaguardato per tenere la luce accesa. Grazie signora, grazie. Con un po' di ritardo è arrivato il freddo. Dopo la lunghissima estate del 2023, che ha deciso di portare il suo bagaglio fatto di temperature sopra la media e siccità fino alla metà di ottobre, l'autunno ha preso finalmente domicilio nell'altopiano dei 7 comuni. In una manciata di giorni si è passati da una massima di 26 gradi che ha caratterizzato la conca centrale e l'affaccio sulla pianura fra Asiago, Conco e Lusiana, fino a una minima di 0 gradi di questa notte. E anche qualcosa di meno in alcune zone. Ecco una foto che ci ha mandato un nostro telespettatore che conferma il raggiungimento dello zero nella mattinata a Gallio. Le varie centraline dell'altopiano hanno segnalato temperature anche piuttosto basse per il periodo. Qualche esempio? Ad Asiago la colonnina di mercurio si è fermata 1,5 gradi sotto lo zero e al rifugio Campolongo, oltre 1500 metri nel territorio di Rozzo, si è arrivati a 2,7 gradi sotto lo zero. Il record però spetta come sempre alla piana di Marcesina, che per la sua particolare conformazione è conosciuta come la piccola Finlandia d'Italia. Nella notte il termometro dell'ARPA va segnato addirittura 7,5 gradi sotto lo zero. Insomma, dopo un periodo di inattività, le caldaie e le stufe a legna della montagna vicentina sono partite a pieno regime e ora gli occhi di tutti sono puntati sulla perturbazione che i meteorologi hanno annunciato per i prossimi giorni, che potrebbe portare molta pioggia e un peggioramento delle condizioni su tutta l'area. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina all'Italia, tempo dunque via via più variabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 18 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto con inizialmente qualche schiarita ma con crescenti annuvolamenti nel corso della giornata. Possibili precipitazioni poi verso sera e nella notte. Temperature con lievi e locali variazioni, minime sui 6-11 gradi, massime comprese tra 14 e 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo poche novità, più sole al mattino, col passare delle ore cielo coperto e grigio. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 16-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto nuvoloso con possibili deboli piogge anche in questo caso a partire dalla sera. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 16-19 all'incirca.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.